Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Oggi vi voglio leggere ancora un paio di racconti tolti dal nostro solito libro Favole al telefono di Gianni Rodari. Il primo racconto si intitola Il filobus numero 75. Una mattina il filobus numero 75, in partenza da Monteverde Vecchio per Piazza Fiume, invece di scendere verso Trastevere, prese per il Gianicolo, svoltò giù per l'Aurelia Antica e dopo pochi minuti correva tra i prati fuori Roma, come una lepre in vacanza. I viaggiatori a quell'ora erano quasi tutti impiegati e leggevano il giornale, anche quelli che non lo avevano comperato, perché lo leggevano sulla spalla del vicino. Un signore, nel voltar pagina, alzò gli occhi un momento, guardò fuori e si mise a gridare: «Fattorino, che succede? Tradimento, tradimento!» Anche gli altri viaggiatori alzarono gli occhi dal giornale e le proteste diventarono un coro tempestoso. «Ma di qua si va a Civitavecchia! Che fa il conducente? È impazzito! Legatelo! Che razza di servizio! Sono le 9:10 e alle 9 in punto debbo essere in tribunale!» gridò un avvocato. «Se perdo il processo faccio causa all'azienda!» Il fattorino e il conducente tentavano di respingere l'assalto, dichiarando che non ne sapevano nulla, che il filobus non ubbidiva più ai comandi e faceva di testa sua. Difatti, in quel momento, il filobus uscì addirittura di strada e andò a fermarsi sulle soglie di un boschetto fresco e profumato. «I ciclamini!» esclamò una signora, tutta giuliva. «È proprio il momento di pensare ai ciclamini», ribatté l'avvocato. «Non importa», dichiarò la signora. «Arriverò tardi al ministero, avrò una lavata di capo, ma tanto è lo stesso, e giacché ci sono, mi voglio cavare la voglia dei ciclamini. Saranno 10 anni che non ne colgo». Scese dal filobus, respirando a bocca spalancata l'aria di quello strano mattino, e si mise a fare un mazzetto di ciclamini. Visto che il filobus non voleva saperne di ripartire, uno dopo l'altro i viaggiatori scesero a sgranchirsi le gambe o a fumare una sigaretta. E intanto il loro malumore scompariva come la nebbia al sole. Uno coglieva una margherita e se la infilava all'occhiello, l'altro scopriva una fragola acerba e gridava: «L'ho trovata io, ora ci metto il mio biglietto e quando è matura la vengo a cogliere e guai se non la trovo». Difatti levò dal portafogli un biglietto da visita, lo infilò in uno stecchino e piantò lo stecchino accanto alla fragola. Sul biglietto c'era scritto Dottor Giulio Bollati. Due impiegati del Ministero dell'Istruzione appallottolarono i loro giornali e cominciarono una partita di calcio. E ogni volta che davano un calcio alla palla gridavano: «Al diavolo!» Insomma, non parevano più gli stessi impiegati che un momento prima volevano linciare i tranvieri. Questi, poi, si erano divisi una pagnottella col ripieno di frittata e facevano un picnic sull'erba. «Attenzione!» gridò a un tratto l'avvocato. Il filobus, con uno scossone, stava ripartendo tutto solo, al piccolo trotto. Fecero appena in tempo a saltar su e l'ultima fu la signora dei ciclamini che protestava: ma allora non vale, avevo appena cominciato a divertirvi». «Che ora abbiamo fatto?» domandò qualcuno. Chissà che tardi». E tutti si guardarono il polso.
Sorpresa! Gli orologi segnavano ancora le 9:10. Si vede che per tutto il tempo della piccola scampagnata le lancette non avevano camminato. Era stato tempo regalato, un piccolo extra, come quando si compra una scatola di sapone in polvere e dentro c'è un giocattolo. Ma non può essere, si meravigliava la signora dei Ciclamini, mentre il filibus rientrava nel suo percorso e si gettava giù per via Dandolo. Si meravigliarono tutti. E sì che avevano il giornale sotto gli occhi e in cima al giornale la data era scritta ben chiara, 21 marzo. Il primo giorno di primavera, tutto è possibile. Bene, adesso ve ne leggo un'altra. Spero che questa vi sia piaciuta, carina, divertente. Ve ne leggo un'altra che si intitola Il paese dei cani. C'era una volta uno strano piccolo paese. Era composto in tutto di 99 casette e ogni casetta aveva un giardinetto con un cancelletto e dietro il cancello un cane che abbaiava. Facciamo un esempio. Fido era il cane della casetta numero 1 e ne proteggeva gelosamente gli abitanti e per farlo per bene abbaiava con impegno ogni volta che vedeva passare qualcuno degli abitanti delle altre 99 casette, uomo, donna o bambino. Lo stesso facevano gli altri 98 cani e avevano un grande affare ad abbaiare di giorno e di notte, perché c'era sempre qualcuno per la strada. Facciamo un altro esempio. Il signore che abitava nella casetta numero 99, rientrando dal lavoro, doveva passare davanti a 98 casette, dunque a 98 cani che gli abbaiavano dietro, mostrandogli le fauci e facendogli capire che avrebbero volentieri affondato le zanne nel fondo dei suoi pantaloni. Lo stesso capitava agli abitanti delle altre casette e per la strada c'era sempre qualcuno spaventato. Figurarsi se capitava un forestiero. Allora i 99 cani abbaiavano tutti insieme. Le 99 massaie uscivano a vedere che succedeva, poi rientravano precipitosamente in casa, sprangavano la porta, abbassavano in fretta gli avvolgibili e stavano zitte zitte dietro le finestre a spiare finché il forestiero non era passato. A forza di sentire abbaiare i cani, gli abitanti di quel paese erano diventati tutti un po' sordi e tra loro parlavano pochissimo. Del resto non avevano mai avuto grandi cose da dire e da ascoltare. Pian piano, a starsene sempre zitti e immusoniti, disimpararono anche a parlare. E alla fine capitò che i padroni di casa si misero ad abbaiare come i loro cani. Loro forse credevano di parlare, ma quando aprivano bocca si udiva una specie di bau bau che faceva venire la pelle d'oca. E così abbaiavano i cani, abbaiavano gli uomini e le donne, abbaiavano i bambini mentre giocavano, le 99 villette sembravano diventate 99 canili. Però erano graziose, avevano tendine pulite dietro i vetri e perfino gerani e piantine grasse sui balconi. Una volta capitò da quelle parti Giovannino Perdigiorno durante uno dei suoi bellissimi viaggi. I 99 cani lo accolsero con un concerto che avrebbe fatto diventare nervoso un paracarro.
Domandò un'informazione a una donna ed essa gli rispose abbaiando. Fece un complimento a un bambino e ne ricevette in cambio un ululato. Ho capito, concluse Giovannino, è un'epidemia. Si fece ricevere dal sindaco e gli disse: io un rimedio sicuro ce l'avrei. Primo, fate abbattere tutti i cancelletti, tanto i giardini cresceranno benissimo anche senza inferriate. Secondo, mandate i cani a caccia, si divertiranno di più e diventeranno più gentili. Terzo, fate una bella festa da ballo e dopo il primo valzer imparerete a parlare di nuovo. Il sindaco gli rispose: Bau, bau. Ho capito, disse Giovannino, il peggior malato è quello che crede di essere sano, e se ne andò per i fatti suoi. Di notte, se sentite abbaiare molti cani insieme in lontananza, può darsi che siano dei cani, ma può anche darsi che siano gli abitanti di quello strano piccolo paese. Adesso vi leggo un altro racconto che si intitola Il pozzo di Cascina Piana. A metà strada tra Saronno e Legnano, sulla riva di un grande bosco, c'era la Cascina Piana, che comprendeva in tutto 3 cortili. Ci vivevano 11 famiglie. A Cascina Piana c'era un solo pozzo per cavare l'acqua, ed era uno strano pozzo, perché la carrucola per avvolgervi la corda c'era, ma non c'era né corda né catena. Ognuna delle 11 famiglie in casa, accanto al secchio, teneva appesa una corda, e chi andava ad attingere acqua la staccava, se la avvolgeva al braccio e la portava al pozzo. E quando aveva fatto risalire il secchio, staccava la corda dalla carrucola e se la riportava gelosamente a casa. Un solo pozzo e 11 corde. E se non ci credete, andate a informarvi e vi racconteranno, come hanno raccontato a me, che quelle 11 famiglie non andavano d'accordo e si facevano continuamente dispetti, e piuttosto che comprare insieme una bella catena e fissarla alla carrucola perché potesse servire per tutti, avrebbero riempito il pozzo di terra e di erbacce. Scoppiò la guerra e gli uomini della Cascina Piana andarono sotto le armi, raccomandando alle loro donne tante cose e anche di non farsi rubare le corde. Poi ci fu l'invasione tedesca. Gli uomini erano lontani, le donne avevano paura, ma le 11 corde stavano sempre al sicuro nelle 11 case. Un giorno un bambino della Cascina andò al bosco per raccogliere un fascio di legna e udì uscire un lamento da un cespuglio. Era un partigiano ferito a una gamba e il bambino corse a chiamare sua madre. La donna era spaventata e si torceva le mani, ma poi disse: lo porteremo a casa e ce lo terremo nascosto. Speriamo che qualcuno aiuti il tuo babbo soldato, se ne ha bisogno. Noi non sappiamo nemmeno dove sia e se è ancora vivo. Nascosero il partigiano nel granaio e mandarono a chiamare il medico, dicendo che era per la vecchia nonna. Le altre donne della Cascina, però, avevano visto la nonna proprio quella mattina, sana come un galletto, e indovinarono che c'era sotto qualcosa. Prima che fossero passate 24 ore, tutta la Cascina seppe che c'era un partigiano ferito in quel granaio, e qualche vecchio contadino disse: se lo sanno i tedeschi verranno qui e ci ammazzeranno, faremo tutti una brutta fine. Ma le donne non ragionarono così. Pensarono
pensavano ai loro uomini lontani e pensavano che anche loro forse erano feriti e dovevano nascondersi e sospiravano. Il terzo giorno una donna prese un salamino del maiale che aveva appena fatto macellare e lo portò alla Caterina, che era la donna che aveva nascosto il partigiano, e le disse: «Quel poveretto ha bisogno di rinforzarsi, dategli questo salamino». Dopo un po' arrivò un'altra donna con una bottiglia di vino, poi una terza con un sacchetto di farina gialla per la polenta, poi una quarta con un pezzo di lardo, e prima di sera tutte le donne della cascina erano state a casa della Caterina, avevano visto il partigiano e gli avevano portato i loro regali, asciugandosi una lacrima. E per tutto il tempo che la ferita impiegò a rimarginarsi, tutte le 11 famiglie della cascina trattarono il partigiano come se fosse un figlio loro e non gli fecero mancare nulla. Il partigiano guarì, uscì in cortile a prendere il sole, vide il pozzo senza corda e si meravigliò moltissimo. Le donne, arrossendo, gli spiegarono che ogni famiglia aveva la sua corda, ma non gli potevano dare una spiegazione soddisfacente. Avrebbero dovuto dirgli che erano nemiche tra loro, ma questo non era più vero, perché avevano sofferto insieme e insieme avevano aiutato il partigiano. Dunque, non lo sapevano ancora, ma erano diventate amiche e sorelle e non c'era più ragione di tenere 11 corde. Allora decisero di comprare una catena coi soldi di tutte le famiglie e di attaccarla alla carrucola. E così fecero. E il partigiano cavò il primo secchio d'acqua ed era come l'inaugurazione di un monumento. La sera stessa il partigiano, completamente guarito, ripartì per la montagna. Bene, cari amiche, cari amici, spero che queste novelle vi siano piaciute, spero che stiate tutti bene, spero che possiate passare una buona giornata e vi mando un grande, grande abbraccio.